Con Cristian Costenaro a commentare questa vittoria importante del Braganza per 7-4 in casa contro il Correggio. Allora sicuramente stasera abbiamo fatto bene, potevamo secondo me dare qualcosa di più davanti porta come conclusioni, però ci accontentiamo e andiamo avanti ad allenarci sempre meglio. È stato importante ritornare alla vittoria dopo quel finale, possiamo definirlo maledetto, con il Modena, dove siete stati penalizzati oltremodo rispetto alla prestazione, perché col Modena avevate anche giocato bene, un pareggio forse sarebbe stato il risultato più giusto. Sì, sicuramente quella partita ci ha un po' demoralizzati perché perderla così all'ultimo giro di lancetta, si può dire, è stato sicuramente brutto, però siamo tornati in campo la settimana dopo, sicuramente con tanta voglia di darci da fare. Stai giocando tanto, però ti abbiamo visto disimpegnarti in tutte le zone del campo e poi anche condita la tua prestazione da 2 gol molto apprezzabili. Sì, stasera sono riuscito anche a fare 2 gol, di cui sono molto contento, perché mi fa molto piacere aiutare la squadra e sì, riesco abbastanza bene a giocare un po' in tutti i punti del campo, dove mi mette l'allenatore, dove mi vuole mandare lui, io ascolto e seguo. Sei stanco, Cristian? Stanco no, magari un po' di riposo da oggi a domani ci può stare, sì, quello sì. Anche perché, ricordiamo, stai facendo gli straordinari, perché giochi Sì, praticamente 3 campionati, no? Under 19, 23 a 2 e poi spesso sei stato convocato anche in prima squadra. Sì, diciamo che le convocazioni nelle categorie non mancano, però mi fa molto piacere seguire questo percorso perché penso che se si voglia arrivare a un buon punto bisogna dare il massimo. Grazie Cristian e complimenti. Grazie Fausto, buona serata.